Eccoci qui, allora siamo pronti anche con gli ospiti. Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Nino Orlandi in collegamento, vediamo se c'è, lo vediamo. Non la sentiamo Orlandi? Vediamo se arriva anche l'audio. Adesso mi sentite? Adesso la sentiamo Orlandi, benissimo, perfetto, buona giornata anche a lei. Allora, partiamo proprio da questo, ne parlavamo anche un attimo prima di entrare in onda con Sergio, commentavamo il problema dell'acqua, che da un lato non abbiamo mandato il servizio in cui si parla di una preoccupazione per quanto riguarda le falde, per quanto riguarda quindi la scarsità di pioggia, nonostante potrebbe sembrare strano perché ogni tanto arrivano giù degli acquazzoni che uno dice quanta acqua viene giù, in effetti non viene giù tanta acqua evidentemente, quanta ne servirebbe per garantire la copertura e quindi c'è il rischio che le colture possano risentirne. Dall'altra però subito dopo abbiamo visto il servizio sui dati che ha raccolto la CGIA di Mestre sullo spreco dell'acqua, cioè l'acqua che a causa delle reti colabrodo si perde per strada. Questo è un dato di fatto, non riguarda soltanto il Friuli Venezia Giulia, la rete idrica è vecchia in tutta Italia e si faceva un discorso sabato con gli altri ospiti in studio, ci vorrebbero migliaia di miliardi di euro per rifare tutto e quindi sarà molto difficile che si possa, almeno in tempi brevissimi, risolvere questo spreco. Quindi meglio non rifare niente, perché questa è la risposta della politica, poi alla fine è questa, anche perché noi abbiamo avuto una grandissima occasione, che era quella del PNRR. Ci sono state delle regioni che si sono mosse anche in tal senso per migliorare la propria rete acquedottistica e quindi evitare poi questo spreco di acqua, perché pare assurdo che ancora nel 2026 ci sia più del 40%, perché poi quelle ovviamente sono stime e sono anche delle medie sui vari territori della nostra acqua, la nostra acqua potabile. Ma noi sono anche anni che continuiamo a ribadire che nella nostra regione c'è una situazione anche abbastanza, diciamo, incresciosa, nel senso che utilizziamo acqua potabile delle nostre falde, quella ancora che non è toccata o toccabile dall'inquinamento, così come abbiamo visto l'ultima problematica che riguarda i PFAS in provincia di Pordenone, ma perché lì sono state fatte le analisi e sono stati rilevati. Ma i PFAS ci sono anche nelle falde della provincia di Udine, quindi non solo nella provincia di Pordenone, ma come dicevo ci sono queste falde di acqua potabile, acqua sotterranea buonissima, che vengono utilizzate per uso industriale. E questo credo che già debba far capire quanto indietro siamo sotto questo punto di vista. Sono spesso e volentieri sentiamo parlare di acquedotti duali, di possibilità di riutilizzo delle acque, ma siamo ancora fermi a discorsi che si facevano nei primi anni 2000 e probabilmente anche ancora prima. Orlandi, vuol dire qualcosa sull'acqua? Guardi, c'è poco da dire, c'è poco da aggiungere. Purtroppo, come dire, l'inseguimento del consenso fa sì che si prendano molti più voti organizzando feste, sagre e quant'altro, che non impegnandosi per fare fognature, sistemare gli acquedotti o per esempio costruire le opere per tutelare le popolazioni del basso tagliamento da eventuali alluvioni. Non portano voti, anzi li fanno perdere. E la differenza fra noi e quelli che 2000 anni fa facevano gli acquedotti e i ponti è che, per esempio, non so, i romani pagavano, il Senato romano pagava un ponte 20 anni dopo che era stato ultimato. Ho detto tutto. Quindi bisogna tornare ad affidarsi ai romani, ma non quelli di adesso evidentemente. Avevamo questo tipo di cultura e poi siamo finiti come siamo finiti, no? L'autostrada del Sole l'hanno fatta in 8 anni, da Milano a Salerno. 8 anni ci hanno messo, perché era un sistema che usciva da una vicenda terribile che era la guerra, che era il fascismo, quant'altro, e i partiti dell'epoca avevano personaggi che si erano temprati
nelle vicende terribili e sapevano cosa significava garantire che la democrazia venisse apprezzata nel momento in cui riusciva a fare delle cose, a risolvere dei problemi. Fino a quando invece che diventare dirigenti dello Stato, governare una regione, invece che passare attraverso, non dico la guerra o il fascismo o il carcere, ma almeno attraverso una selezione che avveniva una volta nei partiti, ma bastano così uno spot, un'immagine, un click, qualcosa, il risultato è questo, no? Si punta al consenso immediato. Quindi il problema dell'acqua lo risolveremo nei prossimi mesi, e questi prossimi mesi non finiscano mai di essere prossimi. Non ci vorranno mesi. Faccio una battuta, poi me la consentirà ovviamente il dottore. Se si ricorda, il ponte Morandi di Genova è stato abbattuto e ricostruito in un anno da quelli che prendevano click e foto via web, perché evidentemente avevano altri interessi e l'unico interesse che avevano era costruire quell'opera e farlo quanto prima per il bene di una città. E ci sono riusciti in un anno, guardi. E hanno gestito benissimo anche i rapporti con Benetton. Ricordiamo. Sì, ricordiamo. Infatti è ancora lì dopo 4 anni di governo di destra. Sì, e Benetton i soldi che sono ancora lì, Benetton, bravi. Va bene, sul tema dell'acqua dunque abbiamo fatto qualche riflessione. Si può aggiungere che un intervento comporterebbe anche di dover rifare le strade in pratica, perché tutti i tubi passano sotto le strade, anche perché poi spesso si utilizza proprio il momento in cui si fa manutenzione o si fanno degli interventi per fare interventi, per non fare degli scavi 2 volte. Insomma, è una problematica che, al di là delle contraddizioni politiche che possiamo discutere, che abbiamo discusso, è anche una questione pratica, e che insomma, un lavoro fatto così da decenni e purtroppo adesso comporterebbe di dover rifare tutto. C'è un ulteriore aspetto che non ho toccato prima, che è quello dell'amianto nei nostri acquedotti, perché noi abbiamo una rete acquedottistica di cemento amianto che spesso e volentieri sentiamo i gestori stessi dire che si dovrebbe sostituire, e vengono stanziati anche lì soldi, milioni di euro. Poi ci sono tutta una serie di problematiche sullo smaltimento di questo amianto, dove lo lasciamo, cosa ce ne facciamo, e quindi si blocca tutto. E qua sì, per la burocrazia tante volte di cui si parlava prima, ma come detto poi sono sempre scelte politiche, perché burocrazia spesso e volentieri viene vista come maggiore costo. Maggiore costo significa che ci vuole qualcuno a livello politico che quei costi poi li vada a coprire, molto semplicemente, perché se una cosa costa di più non è detto poi che non si faccia. Abbiamo visto gli interventi 1 o 2 anni fa anche in zona stazione Udine, quando è stato risfaltato tutto il viale. Lì c'era un intervento effettivamente sulla rete acquedottistica, per quello poi si è approfittato di asfaltare tutto il viale, proprio perché le tubazioni erano in cemento amianto. Allora, a proposito di burocrazia, allora, abbiamo una telefonata, però sentiamo chi è in linea, poi parliamo di un altro problema che a volte viene anche indicato come rallentato dalla burocrazia, quello dei treni del nodo di Udine. Oggi c'è un articolo, c'è un'apertura del Messaggero in cui si annuncia una ulteriore dilatazione dei tempi per sistemare il nodo ferroviario di Udine, e come sappiamo è anche in atto una protesta molto forte da parte di chi chiede di interrare le linee cittadine, le linee ferrate cittadine, e di eliminare i passaggi a livello. Quindi quando qualche mese fa ci dicevano guardate che il cronoprogramma assolutamente non verrà rispettato, purtroppo vediamo che ci dice questo articolo, e ci dice questo fissata al 2030, che qualcosa di vero insomma c'era nelle proteste, forse anche qualcosa di più. Tra un attimo ne parleremo, ma sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io telefono da Valvasone e volevo far presente questa cosa. Quando 20 anni fa è cambiata l'amministrazione,
hanno fatto una condotta di 3.000 metri di acqua che va via Sassonia, via Grava, e sono passati 20 anni più o meno, ma sono già 3-4 anni che lavorano, che le tubazioni si rompono. Ma allora io mi dico, se è stata fatta la tubazione nuova, come fanno a rompersi? Poi, quando è cambiata questa amministrazione 20 anni fa, senza fare nomi, è stata data l'acqua in gestione all'LTA. Noi a Valvasone, conti fatti, paghiamo l'acqua 7 volte più di quando c'era il Cellina Meduna. Va bene? E continuiamo ad avere le tubazioni ancora in eternità come 60 anni fa. Devo aggiungere altro o basta così? Va bene così. Grazie. Grazie mille, grazie al nostro telespettatore da Valvasone. Il tema dell'Eternit era quello che lei a cui faceva riferimento poco fa, cioè della sostanza all'amianto. Quindi ci sono delle problematiche anche di sicurezza. È esattamente quello che si diceva prima, è il fatto poi che queste tubazioni si rompono di continuo, e qua sì sarebbe da ritornare a come facevano i lavori romani, perché è evidente che abbiamo dei problemi da questo punto di vista, ma lì apriamo altri scenari legati ad appalti, subappalti, economie e quant'altro. Allora, andiamo a vedere invece il tema del nodo ferroviario. Treni e nodo di Udine, mancano 155 milioni. Il problema qui è che c'è Reti Ferroviarie Italiane di mezzo, perché altrimenti, insomma, con il bilancio, se fosse una cosa che si potrebbe fare con il bilancio regionale, con tutti i soldi che hanno ultimamente, 155 milioni sarebbe davvero una gocciolina nel bilancio complessivo, che ricordiamo, con il miliardo che sta arrivando dall'assestamento, più i 6 miliardi e 4, se non ricordo male, del bilancio del 2026, porta a 7 miliardi e mezzo quasi di risorse, quindi 155 milioni, il nodo ferroviario si fa e si fa anche presto. Invece non è così. Dei 340 necessari sono stati investiti per opere e progetti solo 185, la conclusione della seconda fase del cantiere è slittata ancora, fissata al 2030. Allora ci sono due tipi di problematiche, Sergo, e poi vengo anche da lei, Orlandi. Una è quella del nodo che al servizio della produzione, quindi delle aziende, delle industrie, dell'economia. L'altro è invece il tema che riguarda, come detto, la città di Udine, attraversata, spaccata in due, attraversata da linee ferroviarie e passaggi a livello, che è un altro tema che riguarda una riqualificazione e rigenerazione territoriale che viene chiesta anche dai cittadini, soprattutto che abitano nelle zone vicine a questi passaggi a livello e alle linee ferroviarie. Il problema è che se ne parla, però alla fine i tempi vengono sempre allungati. Parto io? O vuole sentire il dottor? No, è uguale. Ma allora, quando prima parlava di proteste, no, rispetto anche al cronoprogramma e a un protocollo d'intesa che è stato stipulato ormai da un po' di tempo, noi come Movimento 5 Stelle abbiamo partecipato alla raccolta firme insieme al Comitato Mansi e altre forze di opposizione, perché ritenevamo che quel accordo di programma, oltre a essere inutile, fosse anche dannoso per la città. Inutile lo stiamo vedendo, tant'è che la descrizione che fa oggi il Messaggero è quella che denunciamo poi da anni. In questa opera sono aumentati solo i costi e non è stato fatto, addirittura mancano ancora la progettazione, come abbiamo letto, delle varie fasi e dei vari interventi. Se un'opera doveva costare all'inizio neanche 80 milioni di euro, adesso siamo a 340, anche qui è il solito problema italiano delle opere pubbliche: quando non si vogliono fare, intanto si alzano i costi per poter dire non le facciamo. Ora sarebbe da capire perché qualcuno non le vuole fare. Diciamo che in questo caso è stata data precedenza a quelle che ricordava lei, al nodo cosiddetto di Cargnacco, e quindi alla possibilità di permettere alle industrie di poter diciamo, migliorare quello che è il traffico merci, che già c'era, ma insomma è stato implementato con i vari scali che poi interessano le acciaierie di Udine Sud, tanto una ce n'è, ma insomma.
tanto per intenderci, e la città è passata in secondo piano. Di questi passaggi a livello si sentiva dire e promettere che entro il 2025 sarebbero stati tolti. Siamo nel 2026, adesso si parla del 2030, ma finché non si inizieranno i lavori sarà difficile anche rispettare la scadenza del 2030 ormai, anche perché il tempo passa inesorabile. Qui c'è su questo la politica ha chiaramente fallito ed è giusto ovviamente chi deve protestare, ma prima dicevo che l'accordo di programma firmato è anche dannoso per la città per un semplice motivo. Perché nonostante questi 340 milioni di euro, semmai verranno spesi e vedremo quando, RFI vuole mantenere la linea attuale, per cui quella riqualificazione urbana che chiedono i cittadini non è prevista da nessuna parte, perché la Regione, il Comune e anche ovviamente RFI hanno firmato che quella linea deve rimanere sull'attuale sedime, per cui non ci sarà nessuna possibilità di vedere un parco urbano, una ciclabile o quant'altro, perché serve la rete ferroviaria italiana e quindi ci terremo quantomeno alla linea. Orlandi, allora le chiedo un parere su questo e poi magari una riflessione possiamo farla sul fatto che forse si stava meglio quando era solo Ferrovie dello Stato, qualche anno fa, ma era veramente dello Stato, oggi è dello Stato, cioè sono quelle privatizzazioni, come dire, farlocche, nel senso che sì, è un privato ma è un pubblico, è il pubblico che si diverte a fare il privato, con le regole del privato. Quindi insomma è tutto più difficile perché si ragiona non più per la necessità e le esigenze del cittadino, ma come se fosse un'azienda a tutti gli effetti che deve fare profitti e deve fare le cose secondo quello che è la propria utilità e non quella pubblica, che invece è la natura del problema di cui stiamo parlando. Orlandi, o no? Guardi, mi è fatto venire in mente il caso delle ferrovie giapponesi che hanno mantenuto per 3 anni una stazione che veniva utilizzata solo da una ragazza fino a quando questa ragazza ha finito i 3 anni delle scuole superiori che sta facendo. Cioè servizio pubblico in quel caso ha significato andare contro una logica di profitto, no? È esattamente il contrario ovviamente di quello che avviene quando un ente pubblico, lo Stato in questo caso, assume le sembianze della società privata. Ma io, a parte questo, volevo dire che quello che emerge, diciamo, con forza è che mentre sono soldi per tutte le necessità del porto di Trieste, delle funivie, il Porto Vecchio e di quant'altro, quando poi si parla di Udine, come diceva lei, ci sono risorse regionali come non se ne sono mai viste e non si trovano 155 milioni per finire questa cosa. Cosa significa? Una cosa semplicissima. Che Udine non conta, che la classe politica udinese, rispetto ai tempi in cui la regione aveva per definizione il presidente della giunta di Udine e il presidente del consiglio regionale di Trieste, ormai Udine, il Friuli assieme a Udine non contano più, questa è la verità. I Comelli, i Biasutti, i Bressani, i Berzanti non ci sono più, c'è poco da fare. Guardiamo la realtà com'è. Per Udine 155 milioni sono un problema. Questo più che altro, Orlandi, credo che non siano i 155, ma chi li deve mettere? Io direi che il problema sì. E chi li vuole o non li vuole mettere, perché poi quello è il problema, ma non tanto per i 155 milioni quanto per appunto strategie. Scusate, la nostra regione, quando vuole, anticipa i soldi a RFI, perché intanto sa che poi i soldi a RFI dovrebbero arrivare dallo Stato. Quindi quando si vuole fare qualcosa si può fare. Noi abbiamo fatto emendamenti in passato per chiedere che soldi fermi su opere che si dovrebbero costruire da 40 anni
perché questa anche è una di quelle, ma insomma ci sono anche le famose tangenziali, no? C'è la tangenziale sud di Udine che è stata ferma per 30 anni, lì i soldi erano già stati stanziati e poi per vari problemi legati a dove costruirla e come non si è mai realizzata l'opera. Bastava prendere i soldi che sono già stati stanziati su quell'opera e metterli sul nodo di Udine, ma ripeto, se non c'è una volontà politica, probabilmente anche quello che dice il dottore è vero, cioè nel senso se non abbiamo volontà di fare qualcosa di importante per questa città, è chiaro che poi neanche i soldi arrivano. Quindi non è una problematica di soldi, su questo è chiaro, anche perché come dicevo prima non ci sono ancora neanche i progetti per le fasi finali, per cui noi abbiamo sollecitato anche l'audizione del nuovo commissario che venisse in Consiglio regionale a spiegarci cosa vuole fare e speriamo che così possa essere, però voi capite che se noi nominiamo commissario straordinario di un'opera che deve essere fatta a Udine per la città di Udine e mettiamo l'amministratore delegato di RFI, voi potete capire che gli interessi non saranno proprio esattamente quelli della città di Udine che verranno salvaguardati, ma forse più probabilmente quelli di Rete Ferroviaria Italiana. E come 80 milioni già stanziati per la sicurezza del basso corso del tagliamento, 80 milioni già stanziati, Federica commissario straordinario e non si è fatto niente, anzi leggevo nella sua bacheca consigliere Sergo che addirittura secondo lei quelle interventi, quelle opere non si faranno mai. Io mi auguro che in questo lei si sbagli, ma purtroppo temo... Abbiamo un break pubblicitario da fare, ma anche un telespettatore. Intanto lo salutiamo, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, buongiorno, Lucio da Pavia di Udine. Allora posso chiedere di attendere ancora un minuto, andiamo in pubblicità, poi torniamo e le do la parola, va bene? Attendo un minuto, ma faccio una domanda. Però facciamola dopo. Come mai lo scalo ferroviario che voi chiamate di Cagnacco lo fanno a Samatenchia? Allora tra un po' chiederemo ai nostri ospiti se ne sanno qualcosa. Andiamo un attimo in pubblicità, devo andare che siamo già in ritardo, poi torno da lei. Eccoci qui, allora abbiamo ancora in linea il telespettatore, dovrebbe essere così, pronto? Pronto, buongiorno, Lucio da Pavia di Udine. Sì. No? Allora, ci ripeta la domanda così la facciamo poi commentare. Allora, sono 15 anni che ci sono i progetti per questo scalo ferroviario che massacrerà una parte dell'abitato di Lumignacco, via Casali Caiselli. No, e sono già state vendute una decina di case all'ABS per procura e altre invece che sono nati lì non vendono, cioè sono legati al territorio come lo sono io, no? Una cosa. Seconda cosa, oggi come oggi, col clima non clima meteorologico ma clima politico, economico e tutto quanto, fare investimenti non si rischia di fare un buco nell'acqua. Vabbè che di acqua ce n'è bisogno, ma di buchi non penso si trovi carenza, no? Cioè probabilmente Rete Ferroviaria no, sta prendendo tempo per vedere come evolve la situazione, una cosa. Seconda cosa, terza cosa, i comuni, fra cui Pavia e Pozzuolo, hanno votato per l'inizio dei lavori che dovevano iniziare entro il 30 di giugno. Dovevano iniziare entro il 30 di giugno. A livello di Consiglio Comunale erano stati approvati svincoli, espropri, i lavori dovevano iniziare. Non sono iniziati. Cosa succede adesso? Bisogna rifare tutto l'iter o sono lungaggini burocratiche queste? Mandi. Grazie. Prego, Sergio.
Ma no, dubito che si rifaccia tutto l'iter, anche perché purtroppo ci sono degli anni in cui un'opera che ha avuto il via da parte del Ministero dell'Ambiente può essere realizzata, quindi siamo ancora all'interno di quegli anni. Poi è chiaro, più proroghiamo i tempi, più ci avvicineremo anche alla data in cui dovremo fare retromarcia, ma su quello che diceva il signore ovviamente pienamente d'accordo. Il problema non credo tanto sia RFI quanto, come detto, sono investimenti soprattutto sul nodo che si è detto di Cargnacco, quindi in zona Pozzuolo, Pavia, quello che interessa la zona industriale udinese, interessano quasi ed esclusivamente un'unica azienda, per cui se questa azienda vuole spingere affinché le opere inizino e si facciano, visto che si fa nel suo quasi esclusivo interesse, si farà. Se questa azienda non ha interesse di fare subito l'opera, è ovvio che ci saranno proroghe e quant'altro, ma proprio per questo noi anche quando ero in Consiglio regionale avevo chiesto espressamente a RFI di ribaltare la situazione, di fare prima i lavori che interessavano la città di Udine e poi quelli che interessavano il famoso posto di movimento Cargnacco. Orlandi, insomma, c'è sempre di mezzo l'interesse, insomma, a seconda dell'interesse privato. Quello che dice il consigliere Sergo è l'esatto contrario di quello che invece scelsero i friulani quando avevano una classe politica dirigente ed uno spirito, diciamo, tipicamente friulano, dopo il terremoto, quando dissero prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Allora è inutile che corriamo dietro al facile consenso di dire ma là si fanno gli interessi no, si fanno gli interessi, certo, si dà una mano all'industria, ma l'industria è la fonte di reddito, è la fonte di ricchezza, è la fonte anche di lavoro per tante persone, e allora non giochiamo su queste cose, no? È evidente che prima si pensa alle fabbriche e poi alle case, infine alle chiese se serve. Non alle moschee, ma alle chiese sì. Sì, vedo come si pensa alla fabbrica, se sono 30 anni che devono farla, evidentemente o alla fabbrica non interessa o a quella fabbrica non ha peso politico in regione, cosa che mi sembrerebbe alquanto strano e ambiguo, oppure evidentemente c'è un altro tipo di problema. Se effettivamente quello scalo fosse necessario all'ABS domani mattina, io credo che la sera prima sarebbe già stato realizzato. Visto che ci sono i soldi per quello, perché i 155 milioni non servono per lo scalo dell'ABS, sono i 185 che sono già stati stanziati e i 155 milioni servono per le opere da fare sul lato diciamo della città, non sul lato della zona industriale, per cui evidentemente o ci sono problemi tecnici o ci sono altri tipi di problemi, però ripeto, se quello scalo fosse così necessario, vitale, si sarebbe già fatto, anche perché del nodo di Udine si parla dal 2012 quando doveva costare 50 milioni di euro, si è passati al 2018 quando ne doveva costare 85, poi si è arrivati a un costo di 185, adesso siamo a 340 milioni, ancora un po' che aspettiamo arriviamo al miliardo e poi diciamo che non si potrà più realizzare perché mancheranno sì i soldi per farlo. Insomma, alla fine torniamo... Per cui non è un problema di chiese, fabbriche o altro, tant'è che si è deciso di fare prima le fabbriche, nessuno ha detto nulla, il problema è che non si fa, perché io concorderei di fare prima le fabbriche e poi il resto, ma se si facesse quell'opera e si potesse realizzare anche quello che serve alla città di Udine, sarei felicissimo. Il problema è che non si fa né una né l'altra. Ergo, abbiamo i commissari straordinari, quelli che hanno gli 80 milioni per la sicurezza del fiume Tagliamento, che non hanno fatto né una cosa né l'altra cosa. E sa perché? Perché abbiamo una classe politica che ricorre il consenso per le prossime elezioni e non pensa alle prossime generazioni. L'autostrada del Sole con questa gente qui noi non l'avremo mai vista. Ma lei sa chi è il commissario per quelle opere? I
Verdi, di ambientalisti. Lei sa chi è il commissario sul tagliamento? Dai. Chi è il commissario sul tagliamento? Sappiamo come stanno le cose. Lei sa chi è il commissario sul tagliamento? Prego? Lei sa chi è il commissario sul tagliamento? Certo, è Federica, e so anche chi è che si oppone all'interno della sua maggioranza e fuori, tra cui lei. Dai, su. Beh, è colpa mia, quindi non si fa per merito mio. No, prendo atto, grazie, la ringrazio. Ho fatto risparmiare 300 milioni di euro ai friulani e ne sono fiero, guarda. Lei è uno dei consiglieri regionali a cui non importa se io vado sott'acqua, ne prendo atto. Sì, certo, sicuramente. Guardi, hai visto che ha parlato di commissari straordinari? Ce n'è un altro di commissario straordinario che è stato nominato 5 anni fa per fare la velocizzazione della Venezia-Trieste. Sa quante opere ha fatto quel commissario in 5 anni? Nessuna. Sa quale opere doveva fare quel commissario? Il nuovo ponte sul tagliamento, che giustamente qualcuno alla Tisana non voleva, e il sottoscritto ha denunciato nel 2020, in pieno Covid praticamente, cosa volevano fare, cosa avrebbero realizzato, con 18 nuovi piloni di cemento sull'alveo del tagliamento, ok, che qualcuno lo voleva fare subito, perché l'ex assessore regionale diceva che era un'opera necessaria. Sparito tutto, una volta fatta trasparenza, indicati che i tempi di percorrenza non si sarebbero migliorati, indicata l'inutilità di quel ponte, non si è più fatto il ponte. Ora mi dica lei, dal suo punto di vista, io avrei salvato la costruzione di 18 pali di cemento all'interno del tagliamento che avrebbero portato la Tisana sott'acqua alla prima alluvione. Secondo lei io avrei bloccato un'opera, allora si decida, perché o io salvo il territorio dal mio punto di vista, o io salvo i soldi dei friulani, o io sono quello che non vuole le opere. Io le voglio le opere, tant'è che abbiamo parlato prima di opere che si dovrebbero fare, abbiamo parlato degli acquedotti, possiamo parlare della depurazione, possiamo parlare di quello che vogliamo. Io le opere le voglio, però non voglio le fesserie. E siccome ci sono le fesserie, io le fesserie dico di no, perché devo tutelare il bene dei miei cittadini e le casse della mia regione. E sta di fatto però che ogni tanto quando io dico no qualcosa, quelle cose non si fanno. Ora o il sottoscritto ha il potere di decidere la politica di questa regione e sono felice che mi diate questo diciamo potere. Sono anche orgoglioso di sentirlo dire. Oppure evidentemente quelle opere non si dovevano fare e possiamo fare un elenco quanto che ne vuole, a partire dalla Palmanova Manzano, a partire appunto dal ponte sull'Isonzo, dal ponte sul tagliamento, possiamo fare tutta una serie di opere, allora, guardi, quando vuole. Sentiamo una replica di Orlandi e poi abbiamo un'altra telefonata. Orlandi. Lei ha scritto nella sua bacheca su Facebook che l'opera di laminazione di Dignano non si farà mai. Ecco, allora io la ringrazio moltissimo. L'ha detto il premio Nobel intervenuto in Consiglio regionale che non si devono fare certe opere. Se vuole le tiro fuori un sacco di premi Nobel che dicono... A Vannacci, alla Meloni e a chi vuole. Io vado dietro ai premi Nobel. Cosa vuole? Andiamo avanti. E anche lì. Dubbia quando il riscaldamento globale non dipende dall'uomo? Sì, va bene. Sentiamo il telespettatore. Pronto? Pronto, buongiorno, Pitacco dalla Tisana. Sì, buongiorno. Allora, vorrei chiedere proprio al signor Sergo, che conosco anche perché abbiamo avuto dei contatti per quanto riguardava a suo tempo la linea ferroviaria. La linea ferroviaria l'abbiamo capito tutti quanti che era una farlocca, perché tutti i soldi spesi non portavano un risparmio di 2-3 minuti. Questo era il principio. Più anche provocava degli abbattimenti di 55 persone che avevano abitazioni. Allora, mi dica una cosa, quando poi mi trovo anche su questa linea il dottor Bordin che mi dice che bisogna fare anche ripristinare la ferrovia, la stazione ferroviaria Palazzolo. Dai, negli anni del 2020-2030 non si può più ragionare in questa maniera qua. Però quello che mi interessava è passare il tagliamento. Tagliamento, sono 60 anni che aspettiamo noi di essere messi al sicuro. Poi, chi le opere non le ha volute? Perché non sono state fatte? Qui sono colpa di tutte le amministrazioni che sono passate, compresa l'ultima,
che poi ha anche un commissario presidente che ha il potere di decidere, di prendersi le sue colpe. Però è inutile che Sergo sbatta la testa, lui è dalla parte che le opere non le vuole. Allora mi dica, se la vita umana dei miei figli, dei miei nipoti, delle popolazioni, di tutti i danni che possono venire avanti, ma che sono miliardi, perché nel 65 e nel 66 la Pisana aveva 4 acquedotti sotto e 2 fogne, oggi c'è tutto sotto strada. Tutte le opere che sono sotto sono miliardi che vanno buttati via e la Pisana diventa una casa di riposo per vecchi anziani. Ci stanno distruggendo, ci stanno uccidendo la popolazione e le future generazioni. Allora me lo dica, signor Sergo, se è d'accordo o se non è d'accordo su questa opera. È inutile che mi giri intorno e mi sposti i discorsi sulla ferrovia, su questo, su quell'altro, sul ponte, come si chiama, l'ascensore di Udine. Mi dica se la Pisana merita di essere messa in sicurezza insieme a tutti i suoi territori, che poi si ricordino che abbiamo anche una spiaggia a Lignano e anche alla vicina Bibione, che se dovesse succedere nei mesi estivi, specialmente verso settembre, dove le alluvioni sono sempre molto più frequenti, me lo deve dire cosa fanno là 50, 60, 70 mila, 80 mila persone bloccate con tutti quei soldi che stiamo buttando dentro nelle spiagge e nei posti turistici. Allora me lo dica, sì o no, le opere a monte erano previste 60 anni fa e tutte le popolazioni le hanno sempre ostruite, non le hanno mai voluto fare. È facile andare a prendere voti sopra, signor Sergo, è facile stare con loro. Si prende le sue responsabilità, non verso di me che ho 81 anni e me ne sbatto i coglioni. Io mi devo prendere attenzione con le parole, però. Avete ragione. Ma verso le mie generazioni, le future generazioni, i miei nipoti e tutte le generazioni del basso tagliamento. E con questo la ringrazio del tempo che mi avete concesso. Allora, Sergo risponda. Ma io mi devo prendere le mie responsabilità, cioè stiamo veramente delirando. Allora, ha fatto una domanda, è giusto salvare le popolazioni latisane? Sì. Allora io dico, un anno fa circa, i consiglieri di Fratelli d'Italia hanno detto che c'è un'alternativa possibile al ponte e alla diga su Dignano e Spilimbergo. Questa alternativa possibile era quella di fare in modo di convogliare le acque di una possibile alluvione anche sui campi del Medio Friuli, con gli agricoltori che sono venuti in Consiglio regionale e si sono detti disposti a accettare una soluzione del genere. Tant'è che quella era la loro alternativa. Ora, se volete dare degli ignoranti a Fratelli d'Italia, fatelo. Noi riteniamo che sia esattamente quello che abbiamo sempre detto dal 2024, quando è uscita la prima delibera che aveva già detto che si doveva fare il ponte diga sul tagliamento. Tant'è che se c'è una delibera, c'era un progetto, c'erano dei soldi stanziati, quel ponte non si è fatto, non è per colpa di Sergo che non vuole il ponte, è perché evidentemente qualcuno ha capito che era totalmente inutile fare delle opere che probabilmente, così come c'è scritto anche nelle carte stesse, non sarebbero state sufficienti a salvaguardare Latisana e il suo territorio. Si parla di Latisana, si parla di Lignano, ma il Signore lo sa che qualcuno ha deciso di raddoppiare la piena che deve passare rispetto a quella che è attualmente prevista dai piani, che deve passare sul Latisana e sul Lignano rispetto a quello che dovrebbe essere convogliato su Bibione. E lo sa che per non convogliare la piena su Bibione, a Bibione stanno costruendo un albergo 5 stelle in laguna perché evidentemente ritengono che quella zona sarà salvaguardata dalle piene perché verranno spostate sulla Latisana e sul Lignano. Queste cose le sapete alla Latisana oppure fate finta di non saperle? Perché se le sapete allora è un conto e dovreste andare a bussare nelle stanze di chi sta realizzando queste cose. Se non lo sapete dovreste informarvi e capire che chi dice che un ponte non risolve la situazione
Non lo dice il sottoscritto, ripeto, l'ha detto un premio Nobel che è venuto in Consiglio regionale a dire: signori, siamo nel 2026, le grandi opere non servono più, dobbiamo trovare alternative possibili. Riusciamo a farlo? Non riusciamo a farlo. Secondo noi si riesce a fare, secondo Fratelli d'Italia si riesce a fare. Ora mi spiegate perché non si vuole andare avanti in quella direzione? Evidentemente perché qualcuno ha interesse a costruire quel ponte. Allora, evidentemente perché le opere pubbliche servono ad altro, non a salvaguardare le persone, servono a fare appalti, servono a fare costruzioni, serve a dare lavoro e a questo serve. Allora, è lì il facile consenso. Sentiamo un attimo Orlandi perché poi c'è ancora una telefonata. Allora Orlandi. Tocca a me? Ma guardi, non è che do la colpa a Sergo, immagino, così come sbagliò quella volta il buon Bonelli a dare la colpa alla Meloni di aver prosciugato l'Adige, ecco, non attribuire tutta aumaturgiche o di un potere divino al consigliere Sergo. Sergo è uno dei tanti che si è opposto a tutte le ipotesi che si sono. Si è frizzato Orlandi, attenzione. Allora, andiamo un attimo con il telespettatore, allora poi vediamo di recuperare Orlandi, se riesce a ricollegarsi, speriamo di sì. Subito, pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco Legra, buongiorno a loro signori. Allora, una bella lavata di faccia all'ultimo telespettatore, ma dico io, fare delle dighe a Dignano è già la bassa friulana, e bisogna farla a monte per trattenere le acque e dopo versarle piano piano a valle. Non si può fermarle a valle per poi dopo lasciarle e buttarle a mare. No, in alta montagna si fanno le dighe e si trattiene l'acqua. E dopo un'altra cosa, perché non sdraghiamo i fiumi, che sarebbe una cosa migliore? La Tisana andrà sott'acqua, Lignano andrà sott'acqua con le nutrie che forano tutti gli argini. Ma non avete pensato questo? Non avete pensato? Oppure bla bla bla, sempre bla bla bla. È colpa di Tizio, è colpa di Caio. Si fanno le cose e basta. La maggioranza decide e basta, senza star lì a cosa la controparte. La maggioranza che parla, la maggioranza che comanda, la maggioranza che decide. Ma è possibile che non si può? Dobbiamo aspettare sempre che le minoranze decidano. Ma allora comandano le minoranze. Ma andate in quel paese, per non dire andate in mondo, come dicono qui ai Friuli. Grazie e mandi. Buona giornata. Da 8 anni che comanda la maggioranza. Da 8 anni che comanda la maggioranza, è da 4 che, anzi, è da 5 che governa sia il paese con buona parte del centrodestra che questa regione, ma insomma, ormai, come detto, le cose sono più complesse di quelle che ovviamente si può banalizzare con diga sì, diga no, anche perché appunto poi non ci sarebbe solo una diga, ce ne sarebbe anche un'altra Varmo, di cui nessuno parla mai. Però era prevista, ma come detto noi abbiamo altre alternative. Prima di rimanere frizzato Rinaldi diceva io mi sarei opposto a tutto. Non è vero, ho dimostrato che mi sono opposto solo alle decisioni scellerate. Una di queste è quella di raddoppiare le acque che dovrebbero finire alla Tisana e a Lignano, invece di utilizzare il famoso canale Cavrato che è stato costruito apposta per portare le acque verso la laguna di Bibbione, ovviamente quel giorno e in quel caso in cui ci dovesse essere bisogno, quindi non una cosa definitiva per ogni giorno. Abbiamo un altro break, poi proviamo a recuperare Orlandi che non vedo di nuovo collegato, allora speriamo di riaverlo a breve. Approfittiamo di questo break pubblicitario per fare il punto, un check anche con Orlandi.
Eccoci qui. Allora, abbiamo recuperato Orlandi che prima è sparito all'improvviso, è frizzato, adesso è tornato. Eccolo qui. Con la... Vabbè, lasciamo perdere. No, volevo dire, se mi consentite di finire quello che stavo dicendo, è che la pochezza di una classe politica che in 60 anni non ha risolto il problema è di tutta evidenza. Quello che trovo intollerabile è che si dica no a qualcosa, poi si proponga qualcos'altro, poi alla fine quando si propone questo qualcos'altro si dice no a questo qualcos'altro. È un po' come la storia di Bertoldo, no? che aveva chiesto di poter scegliere a quale albero essere impiccato e poi alla fine nessuno gli andava bene. Non mi meraviglio che i 5 Stelle, che sono stati contro le Olimpiadi perché sennò c'era il rischio di corruzione, contro la TAV, contro questo, per l'amor di Dio, non mi stupisco di loro che sono il partito del no, del sospetto, eccetera eccetera, salvo poi ovviamente a fare acquisti di miliardi di mascherine tarocche con il loro Presidente del Consiglio. Vabbè, insomma, si sa come vanno queste cose, ma quello che mi meraviglia è che l'amministrazione regionale dica di voler perseguire la sicurezza e non faccia niente. E quello che mi stupisce poi è che anche Fratelli d'Italia in questa vicenda segua più, diciamo così, i richiami di qualche sindaco di Fratelli d'Italia o qualcuno che dalla Lega magari è passato con Fratelli d'Italia o sta per farlo, perché così si punta prima di tutto al consenso e poi i problemi veri, la sicurezza, ma sì, ci penseranno gli altri e si uscirà l'acqua, andremo a portare la nostra vicinanza e a dirgli non vi lasceremo soli. Per l'amor di Dio, non ne possiamo più, non ne possiamo più. Io credo che alla Tisana siamo alla vigilia di qualche evento traumatico che verrà dal fiume, non dalla gente che è abbastanza pacifica, perché sono passati 60 anni e il clima è quello che è, e le modifiche del regime delle precipitazioni ci fa pensare che siamo prossimi ad un evento traumatico e poi qualcuno dirà basta, non succederà mai più, adesso faremo in modo che queste cose non avvengano più e nominiamo una commissione, la quale farà una proposta che andrà a un'altra commissione che la valuterà, dirà che è perfettibile e andremo avanti altri 60 anni. Questa purtroppo è la storia di questo paese. Voleva tornare sul tagliamento? Anche in base a quello che aveva detto il telespettatore prima al telefono. Un paio di cose. Vabbè, la prima è che scopro che non c'era un commissario a comprare le mascherine, ma era direttamente il Presidente del Consiglio. Fa piacere saperlo, dottore. La ringrazio sempre per darci informazioni nuove in questa trasmissione. Poi però ci sono gli altri sotto processo per le mascherine truccate e ci sono anche chi con i fondi Covid faceva altri tipi di cose e si è dovuto dimettere da ministro per questo e non è un 5 Stelle. Ma questo però non lo ricorda, va bene. Volevo solo dire una cosa, visto che si parla di facile consenso, allora se vogliamo parlare di tagliamento e di facile consenso, Orlandi dovrebbe spiegare un'altra cosa a chi ci ascolta. Quello che è successo tra la Lega e Fratelli d'Italia negli ultimi 5 anni, ovvero quando la Lega, rappresentata dalla consigliera Spagnolo, che è di Latisana, che voleva ovviamente la costruzione di una diga, addirittura adesso è uscita dalla Lega per andare nel gruppo misto perché è in contrapposizione con chi, anche in regione, ha voluto dare ascolto ai premi Nobel su quelle opere. Si ricorderà il consigliere Barberio, ex assessore della provincia di Udine, era consigliere regionale della Lega Nord. Dopo un anno è passato a Fratelli d'Italia perché lui, essendo del Medio Friuli, osteggiava la costruzione allora della diga di Pinzano sul tagliamento e ha deciso di passare a Fratelli d'Italia. Adesso è uscito da Fratelli d'Italia, Spagnolo, che vuole la diga sul tagliamento, è entrata in Futuro Nazionale. Barberio, che è uscito da Fratelli d'Italia, sa dove è entrato? In Futuro Nazionale.
Allora questa è la presa in giro di chi cerca facile consenso e non di chi si assume le proprie responsabilità dicendo che le opere si devono fare. Orlandi sa benissimo, visto che abita a Palmanova, a Latisana o dintorni, che c'è un ponte stradale, abbiamo parlato del ponte ferroviario, ma c'è un ponte stradale a Latisana che è stato autorizzato, finanziato, progettato nel 2016, che devono ancora partire i lavori. Sono passati 10 anni e lì non credo che ci sia un problema di consenso politico. Non mi pare che su quel ponte possano decidere i grillini, non mi pare che possano decidere i pentastellati, il Movimento 5 Stelle o chi. Ci spiega perché dopo 10 anni quel ponte ancora non si è realizzato? Visto che deve servire a essere innalzato proprio per permettere il deflusso delle acque, proprio per evitare che gli alberi finiscano davanti al ponte a vedere quelle immagini che tutti quanti a Latisana vedete perché c'è l'ingorgo degli alberi, allora il sottoscritto sono 10 anni che chiede che quelle opere vengano fatte. Allora perché dovete continuare a mentire, a dire che noi non vogliamo le opere? Quando noi le opere necessarie noi le vogliamo, noi non vogliamo quelle che non servono a niente, che servono solo alle lobby. Quelle che non sono determinanti alle sì, uniche opere serie, secondo gli idraulici seri, che hanno detto che l'unico sistema per impedire le piene è lo sbarramento a Pinzano o a Dignano, punto. Il resto sono tutte chiacchiere. Il premio Nobel ha detto che non serve, però lei va dietro ai suoi ingegneri, vabbè, ok. Ha detto che non serve, non racconti storie anche lì. Ha detto che i cambiamenti climatici fanno sì che non sarà determinante, ma è sicuramente positivo, punto. Sì. Non storia la gente, no? Anche i premi Nobel. I Nobel non vengono mica a dire la frasetta che ha detto lei che non serve a niente, ha detto altre cose e lei lo sa benissimo. Ha detto che bisogna tutelare il fiume e le popolazioni, lei invece tutela altre cose, questo è il problema. Io tutelo le popolazioni perché la stessa Unione Europea nelle sue direttive ha stabilito che l'ambiente va tutelato, ma che la priorità va data alla salvezza, alla tutela delle popolazioni. E questo è scritto nella direttiva UE sull'ambiente, solo che voi leggete solo le parti dei documenti che vi fanno comodo. Allora, c'è un altro tema che ha tenuto banco in questi giorni ed è quello del termovalorizzatore di San Giorgio, presentato però a Fagagna, non si sa perché a Fagagna, forse per sottrarsi alle proteste che ci sono già in atto in quella zona sull'Aussa, dopo il tema dell'acciaieria, come sappiamo, che avrebbe interessato la stessa zona, no? Anche se con maggiore impatto sulla laguna per evidenti motivi. Lì si tratta di un altro tipo di preoccupazione dal punto di vista ambientale e anche lì c'è chi sostiene che questo impianto non serve assolutamente a nulla. È un impianto che, se non sbaglio, prevede un costo di 1 miliardo di euro che metterebbe tutto il privato, che quindi poi naturalmente ha un suo business plan per recuperare quello che investe. Da questo punto di vista non ci sono cose da dire, è normale. Allora, so che lei insomma ha partecipato anche a queste presentazioni. Ero presente a Fagagna perché... E cosa ne pensi? Poi chissà perché a Fagagna, questa roba di Fagagna è un po'... sì, infatti ero lì per quello, cioè per capire come mai a Fagagna e non a San Giorgio, ma allora, il punto è molto semplice. Qui siamo di fronte a un privato che vuole fare diciamo un certo tipo di business, per cui noi togliamo l'interesse pubblico da questa vicenda per un semplice motivo. Si dice che lo si fa per la NET, si dice che la NET, visto che siamo in provincia di Udine e che il gestore principale sono ET 2000, ma... Vabbè, c'è la fusione, c'è l'incorporazione. Sì, sono questi, però anche quando verrà fatto eventualmente il gestore unico tra le due società, bisogna anche però leggere i dati, perché se no si ascolta quello che dice il proponente. E io banalmente anche durante la conferenza stampa ho ricordato quelli che sono i dati in questo momento dei prodotti e dei rifiuti inceneriti dalla NET e dove vanno questi rifiuti. Allora, diciamo che il termovalorizzatore vorrebbe bruciare 500.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Ok, 500.000. In questo momento
Se voi prendete il piano economico-finanziario che i proponenti non avevano letto, addirittura hanno dichiarato che la NET non fa un piano economico-finanziario all'anno, invece lo fa ogni anno per decidere poi qual è la tariffa sui rifiuti, se prendete quel piano si dice che la NET conferisce ai inceneritori circa 21.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Ecco, la preoccupazione di chi ha partecipato... Insomma, il totale regionale mi sembra che siano 282.000 rifiuti bruciati. No, di indifferenziato. Di totale di indifferenziale, sì, che sarebbe poco più della metà di quello che propone di bruciare l'inceneritore certo. Se si farà quello di San Giorgio. Ma loro infatti dicono che stanno firmando una convenzione con la NET o col CAFC, che poi anche il CAFC bisogna capire cosa c'entri in tutta questa vicenda, se non nell'ottica di fare un unico gestore dei servizi, di tutto, sia di acqua che di rifiuti. E di energia poi anche a quel punto. Ma in parte. Non credo. Perché il termovalorizzatore viene anche fatto passare come uno strumento per l'energia che può soddisfare il fabbisogno di metà, c'era scritto nelle comunicazioni, di metà della popolazione del Friuli Venezia Giulia. Però fa 1/10 di quello che produce la centrale di Tor Viscosa. Questo non l'hanno detto, ma perché non gli faceva comodo. Ma ovviamente la preoccupazione qual è? Quella di importare rifiuti da altre regioni in Friuli Venezia Giulia per alimentare quello che è il business poi del proponente, perché senza rifiuti quel business plan che diceva lei non sta in piedi. Certo. Quindi se noi come regione o noi smettiamo di fare la raccolta differenziata, è una scelta politica. Smettiamo, bruciamo tutto, facciamo come Trieste che ha il 40% della raccolta differenziata. Avevano detto che sarebbero arrivati al 76% nel 2025, siamo sempre al 44%, 45%, quello che è. O smettiamo di fare la raccolta differenziata oppure sarà difficile alimentare questo impianto se non con rifiuti che vengono da fuori regione. Per cui non c'è assolutamente alcun beneficio dal punto di vista dei cittadini. Dico un'ultima cosa, Trieste appunto ha il suo termovalorizzatore. È un termovalorizzatore che è sovradimensionato rispetto a quello che è la capacità attuale e ai rifiuti che vengono conferiti al suo interno. Quando abbiamo fatto una riunione in Consiglio regionale per stabilire il piano della gestione dei rifiuti, l'azienda che gestisce il termovalorizzatore ha detto: noi siamo assolutamente capaci di far fronte al fabbisogno di tutta la regione per quanto riguarda l'incenerimento dei rifiuti. Chiaramente il problema qual è? Che anche quella è una società privata, per cui anche quelli fanno evidentemente i loro interessi, i loro prezzi e quant'altro. Allora sentiamo Orlandi su questo, perché poi c'è anche una telefonata in linea. Sentiamo prima Orlandi. Prego. Allora sentiamo prima una telefonata. Andiamo col telespettatore che magari, non so, forse interviene su questo anche. Pronto? Sì, buongiorno. Io sono una cittadina friulana. Vi porto questa esperienza. Io anni fa, sarà 20-25 anni fa, sono stata ospitata per una settimana ad Amburgo, dove lì mi hanno fatto visitare Amburgo e mi hanno spiegato come funziona lì. Allora, ad Amburgo, in quegli anni, col bruciare le immondizie, riscaldavano tutte le scuole di Amburgo, gli uffici comunali, le scuole e non mi ricordo anche qualcos'altro. Cioè questo non andavano a gravare sui cittadini. Ecco, non capisco perché qui diventa tutto difficile. Un'altra cosa, lì mi dicevano che le immondizie arrivavano anche dall'Italia, quindi l'Italia pagava per portare le immondizie su fino in Germania, fino lì, e loro bruciavano questo, però davano gratuitamente riscaldamento, energia, quello che c'è, a tutta la loro
scuole, ospedali, mi hanno detto tutto quello che era pubblico. Ecco, prendete atto di quello che facevano lì già 25-30 anni fa e che qui ancora stiamo parlando a vuoto. Io vi ringrazio e buona giornata. È importante questa testimonianza, sappiamo che anche in Svizzera, se non ricordo male, ci sono delle città che hanno un sistema di... Copenaghen ci sono sopra. A Copenaghen sì, ci sono sopra. Sì, però poi tolgono... Che è bruttissimo da vedere sullo skyline di Copenaghen. Però poi hanno capito che è stato un errore fare l'inceneritore perché hanno bloccato la raccolta differenziata, tant'è che non arrivano più rifiuti all'inceneritore di Copenaghen. Però insomma un dato di fatto ma infatti nessuno è contrario all'inceneritore. Ma scusate, però facciamo un attimo Orlandi che l'abbiamo bloccato prima. Legge la mia bacheca, chiedo ad Orlandi, ha mai sentito parlare o leggere qualcosa nella mia bacheca rispetto all'inceneritore di Trieste? Faccio una domanda. No. Ecco, bravo. Non ricordo, anche perché non la frequento moltissimo, l'ho guardata ieri solo per quanto riguarda il termovalorizzatore, non entro nel merito delle dimensioni, delle necessità, se sia utile o non utile. Quello di cui prendo atto è che quando si sente dire la parola termovalorizzatore è come se si toccasse un nervo scoperto a qualcuno, così come quando si parlava di Olimpiadi, si parlava di TAV, cioè ci sono delle parole che suscitano immediatamente una reazione, come si può dire, pavloviana in queste persone. Per l'amor di Dio, io sono convinto che ognuno abbia le proprie ragioni, forse è sovradimensionato, forse non lo è, non lo so. Probabilmente servirà a bruciare anche rifiuti che provengano da fuori e magari pagheranno per portarli qui, invece che pagare noi per portarli fuori. Io francamente non vedo la necessità di questo grande scontro, di questo grande dibattito, perché a quanto mi risulta i termovalorizzatori non inquinano certamente l'aria, non inquinano l'acqua, sono strutture assolutamente sicure e che producono energia. Quindi non capisco perché ci si debba scagliare contro questo tipo di strutture. Non riesco a capire. C'è anche a Brescia, ce n'è uno che fornisce l'acqua calda, mi pare, a una buona parte della città, se non a tutta. Ce n'è uno che stanno realizzando a Roma, no? Sapete il dimensionamento di quello di Roma di quant'è? No. Lo sa, dottor Orlandi, quant'è l'inceneritore di Roma che è costato la caduta di un governo del paese nazionale? Mi dica lei. 600.000 tonnellate. Roma ha qualche milione di abitanti, no? Infatti qui vogliono fare 500. Qui 500.000 in un paese di 7.000 abitanti, ma secondo voi quei 7.000 abitanti un po' non dovrebbero alterarsi? Cioè, ripeto, Roma, inceneritore, 600.000 tonnellate. Il problema sembra essere... Venezia Giulia, noi siamo un terzo di Roma come popolazione intera, ok? 500.000 tonnellate. Vabbè, il dramma... Però infatti loro dicono che il fabbisogno che riuscirebbero a soddisfare sarebbe di metà della... Ma sì, ma quello è per la produzione di energia elettrica, non c'entra niente. Intanto devi arrivarci a 500.000 se si può produrre energia elettrica... Sì, ma se ci dessero le bollette gratis, uno potrebbe anche dire, va bene, ma chiedete a Trieste quanto pagano dal gestore che produce e brucia i suoi rifiuti, che fa e vende anche l'energia elettrica ai triestini, chiedetegli quanto pagano di energia elettrica. E a Trieste, che c'è l'inceneritore, si paga una tariffa dei rifiuti che, se non è il doppio, quasi, ma siamo vicini al doppio, di quella delle province di Udine e Pordenone, dove la raccolta differenziata è alta, è il doppio, no? A Trieste, che è la metà, quindi dovrebbero avere meno costi, perché se non hanno la raccolta differenziata spinta porta a porta come la nostra. Di più perché bisogna andare a bruciare i rifiuti. Ma non lo so perché paghino di più, ma dovrebbe essere il contrario. In massima ci dicono che la differenziata fatta bene dovrebbe portare dei benefici sulle tariffe. Non accade quasi mai perché ogni anno la taglia aumenta. Figuriamoci quella fatta male. Orlandi. Chiedo a lei di chiudere su questo tema. Il paradosso è quello. Lei fa la differenziata? Chiedevi a me. Sento male, scusatemi, sì. sto sentendo male. No, ma
Francamente non ritengo che ci debba dare un valore di tipo ideologico alle varie scelte. La scelta deve essere basata su criteri di tipo economico. L'importante è che il punto di riferimento sia quello di ridurre al minimo ovviamente l'inquinamento, la dispersione sul territorio di rifiuti, e poi alla fine si deve ragionare in termini puramente economici, cioè quale sia il più conveniente dal punto di vista non solo del privato che gestisce, ma anche conveniente per quanto riguarda gli utenti. Questo mi sembra fondamentale, quindi le scelte vanno calibrate tenendo conto di questi parametri: sicurezza prima da una parte, cioè sicurezza dall'inquinamento, e secondo, credo che gli inceneritori in questo possano avere un ruolo. I termovalorizzatori molto di più, anche e soprattutto quelli di ultima generazione, che mi risulta abbiano delle performance veramente straordinarie dal punto di vista sia dei costi sia della produzione di energia. C'è da dire che insomma, se un tempo il tema era spostato sul rischio di inquinamento, era centrato sull'inquinamento atmosferico, emissioni, oggi con le nuove tecnologie, i nuovi impianti, questo tema mi sembra essere ormai passato in secondo piano, non perché è meno importante, non perché è meno importante, perché l'impatto pare sia molto ridotto. Quindi, no, ma l'utilizzo è un dato oggettivo che adesso si discute sulle problematiche 500.000, 200.000, chi ci guadagna, chi non ci guadagna, piuttosto che l'emissione della particella inquinante in aria. Sì, ma allora, però scusate, la particella inquinante in aria, che ovviamente come tutte le cose poi si dice che inquina, ma inquina entro i limiti di legge, noi dobbiamo rapportarla anche al numero di particelle che in quel momento, in quell'ora escono da un determinato camino, perché noi possiamo mettere un limite, diciamo 0,00010, ok, moltiplichiamolo per 500.000 però, quello 0,010 inizia a diventare 0,1, 0,2. Questo è il problema. Allora, poi, se a questo ci aggiungiamo il trasporto di 500.000 tonnellate, come lo facciamo? Via mare, via ferro o via tir, come avviene in tutti i modi? Pare via tir. E quindi aggiungiamoci... C'è un inquinamento indiretto, certo. C'è un inquinamento. Tutto il resto. Aggiungiamo il fatto che sulla Ussa Corno si vuole fare, non so se conoscete la strada che si fa per raggiungere le ultime aziende che sono insediate nella Ussa Corno, no? Ma è una strada abbastanza trafficata da camion. Aggiungiamo il fatto che si vuole fare un passaggio a livello in quella strada, per cui se anche dovesse esserci un incremento di treni che dovessero trasportare rifiuti, perché uno si augura poi che semmai si faccia questa cosa la maggior parte arrivi via treno e non via terra, noi avremo quella strada bloccata per quante volte al giorno non si sa, ma per almeno 10-15 minuti, perché sono treni che vanno a 10 km/h, soprattutto perché devono appena partire, quindi vanno lentissimi, si blocca la strada, si bloccano i camion che arriveranno fino al centro di San Giorgio in Nogaro. E se non parliamo di queste cose, parliamo giustamente solo a livello ideologico, inceneritore sì, inceneritore no. Io l'ho detto prima, sull'inceneritore di Trieste io non ho mai avuto nulla da ridire, quando è stato raddoppiato non ho mai avuto nulla da ridire. C'è evidentemente... ARPA dice che non inquina, io mi devo fidare di ARPA perché è un'agenzia regionale per l'ambiente, mi fido di ARPA ciecamente e quindi non faccio nessuna ideologia contro gli inceneritori. Dico solo che se dobbiamo fare un inceneritore come quello di Trieste per diminuire le tariffe, io sottolineo che lì si paga già adesso con l'inceneritore il doppio delle tariffe di Udine. Se dobbiamo farlo per abbassare le tariffe e le bollette dell'energia elettrica, sottolineo che l'energia elettrica a Trieste non mi pare che sia molto conveniente. E quindi sono questi i temi su cui dobbiamo confrontarci. Siamo arrivati alla conclusione. Grazie all'avvocato Nino Orlandi, buongiorno. Sono qua. Eccoci qua. Sì, la stavo ringraziando e le auguravo buona giornata, che abbiamo chiuso. Arrivederci, buona giornata a voi. Grazie a Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle, grazie ai telespettatori.